Prova. Prova. Amici, amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi il recupero della 22esima giornata di campionato Serie B maschile. Ad affrontarsi sono la Diper Pallavolo Jolly Cinquefrondi e Volley Catania. Il punteggio in questo momento è di 3-2, vantaggio per la Jolly Cinquefrondi con questo pallonetto di Massimiliano Lopetrone. Le due squadre si sono affrontate già mercoledì, 2 giorni fa. C'è stato un sonoro 3-0 della Jolly con un 17-25, un 14-25 e un 22-25. Ed era il recupero dell'11ª giornata di campionato. Adesso la Jolly Cinquefrondi a schiacciare con Matteo Bonati, out, recupera Catania 3 pari. Il servizio del Catania, quindi nuovo vantaggio per il Cinquefrondi, 4-3. Antonio Melara al servizio, riceve il numero 7 Minnelli, out, poi la schiacciata in diagonale. Servizio di Melara, riceve Noncibello, rimanda di là Pasquale Arena, buona la copertura di Scarpello, poi ottima la schiacciata che porta il punteggio a 5-4. Alla regia. Solo da un lato, prova. 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 Olè! Il muro di Pasquale Arena 2 volte ed è break per la Jolly Cinquefrondi, 7-5. Jolly che oggi ha schierato Andrea Belcastro in cabina di regia, riposa Fabio Remo, come sempre nuovo titolare. Oh, un altro monster block della Jolly Cinquefrondi, ancora Pasquale Arena, 8-5. Prova. Io ci sono? Sì, ci sei. Dicevo, invece il libero titolare è ormai Michele Zerbonia per la Jolly.
Andrea Belcastro al servizio, riceve Catania all'attacco centrale vincente di Speziale. 8-6. Dicevo, tornata alla regia. Annalisa Gallo. E qui con me come sempre Pesta, intanto il numero 11 Scarpello. Con me come sempre a commento Renato Gallo. Buonasera, forse ci sono. Abbiamo qualche piccolo problema di audio quest'oggi. Sì, un disturbo. Penso sia risolto. Vediamo se la regia, Sì, mi forse. dice di no. Intanto la schiacciata vincente di Petrolito 9-7. Pallone recuperato, Bonatti rimanda di là. L'attacco centrale murato, era l'attacco di Speziale. Poi il mani out ottenuto da Ferraccu. 9-8. Servizio Catania. Riceve Michele Zerbonia in bagger Belcastro per Emanuele Renzo. Sbuccia le mani del muro, poi sbuccia anche le mani di Nuncibello. Nuovo vantaggio di 2 per la Jolly Cinquefrondi. Oggi abbiamo qualche piccolo disturbo di audio comunque. Completamente sulla rete il servizio di Pasquale Arena 10-9. Assente Verona nel Catania, che mercoledì ha giocato titolare contro la Jolly. Bonatti riceve, buona l'alzata di Belcastro per il suo centrale Antonio Melara. 11-9. Buone le giocate della Jolly Cinquefrondi di Mister De Fina. Assente l'allenatore del Catania e in panchina è presente Aiello. Emanuele Renzo, così la ricezione di Petrolito, poi Ferraccu smanaccia questo pallone completamente out. 12-9. Emanuele Renzo al servizio. Forte questa schiacciata Di poi Ferraccu, pallone out. dove Zerbonia non trattiene. Forte la schiacciata. Basilico al servizio. Massimiliano Lopetrone ricevuto per la Jolly. Emanuele Renzo schiaccia forte questo pallone. Nuncibello non è riuscito a tenere in gioco e quindi 13-10. Massimiliano Lopetrone ora al servizio. Piega le dita del numero 11 Scarpello. Riceve e schiaccia Scarpello. Buona la giocata dello schiacciatore del Catania. 14-11.
Out, chiamata da tutti, questa palla out. Altro errore al servizio per Catania, sotto di 4. Ed è pronto Antonio Melara al servizio. Riposa anche Dionisio Di Pasquale nella Jolly 5 Frondi. Eccezione del Catania, il pallone è forte, recupera la Jolly. Alzata in bugger rovesciato di Lopetrone, copre a fondo campo Ferraccu e poi la brutta alzata di Basilicò. Antonio Melara, fil di rete, riceve Nuncibello, poi colpisce ma è out. Out l'attacco di Petrolito. 17-11, chiama time out la formazione ospite. Stiamo rivedendo un pochettino la partita di mercoledì con gli schiacciatori del Catania che non mirano il campo. Sprazzi di gioco per Catania, ma manca la precisione. Dall'altra parte una Jolly abbastanza cinica. Vi ricordo, mercoledì è andato in scena il recupero della 11ª giornata di campionato a Catania, al ex Palaspedini, ora Palabramo. 17-25, 14-25, 22-25 per la Jolly. Mentre oggi recupero della 22ª giornata di campionato, quindi prima l'andata, adesso il ritorno. Al servizio, riceve Nuncibello, Basilicò va da Petrolito che però colpisce malissimo questo pallone mandandolo sulla rete. 18-11. Antonio Melara al servizio. Basilicò dietro, buona la schiacciata, tiene però bene Renzo. Matteo Bonati rimanda di là, se la chiama il giocatore del Catania, si fa sentire. Belcastro in bugger per Matteo Bonati. Il colpo però è out, ma c'è il fallo del muro del Catania. E quindi 19-11. Ride il secondo arbitro. Primo arbitro è Raffaele Donato, il secondo arbitro è Antonio Mazza. Antonio Melara riceve Nuncibello, attacco centrale vincente di San Filippo. 19-12. E San Filippo al servizio. Bello su Renzo in bugger Belcastro, un pallone arretrato per Matteo Bonati. Copre proprio San Filippo, il pallonetto ci arriva, Zerbonia, poi il bugger rovesciato, la copertura di Ferraccu a fondo campo, copre Renzo che corre, brutta l'alzata di Belcastro, gli scivola il pallone tra le mani. 19-13. E quindi ancora San Filippo al servizio. Tesa su Matteo Bonati. Matteo alla schiacciata, tocco del muro, San Filippo in copertura.
Petrolito È poi. out. C'è il Petrolito. tocco, c'è il tocco. C'è tocco? Io non l'ho vista. No. Rivediamo? Replay, vabbè, c'è la visuale impallata dall'arbitro. Quindi non l'abbiamo notato. Correzione risultato 19-14. Da rivedere questa scelta arbitrale. Sì. Chi gioca oggi? Di chi? No, perché probabilmente ha un tablet, sta guardando un'altra partita. Ah, può darsi. San Filippo al servizio. Renzo. Duello aereo, pallone che danza sul nastro. Alla fine alla meglio il Catania, che schiaccia forte, ma tra le braccia di Renzo, cercato poi per la schiacciata da Belcastro. Speziale, ha alzato in bagger, viene murato il Catania, alzata di San Filippo per Petrolito, Tocco. che questa volta mette a segno, sbuccia le mani del muro avversario, 19-15. Sempre San Filippo al servizio. Primo tempo. Free ball per il Catania. Era in traiettoria Emanuele Renzo, ma la palla non finisce a fondo campo. E beh, ha bisogno di questi colpi il volley Catania. Time out. Ci sta. Time out chiesto da Mr. Defina. Il Catania sta schiacciando molto bene questi palloni. Sono quanti punti consecutivi? 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quindi da 19-11 a 19-16. 5 punti. Riceve Matteo Bonati, Belcastro va da Bonati che poi sceglie il pallonetto. Out il colpo del numero 11 Scarpello. Si sblocca la Jolly. Sì. 20-16. Comunque pratiche chiuse per entrambe le squadre, non si stanno giocando praticamente nulla, Renato, perché a Jolly Cinquefrondi ha evitato con la vittoria per 3-0 di mercoledì gli eventuali play-out, e il volley Catania è matematicamente retrocesso. 21 Quarto a tocco. 16. Abbiamo visto un bello scambio tra le due squadre, ottime le risposte a muro della Jolly. Belcastro su Petrolito, così. Ora l'alzata poi di Basilico. Tiene bene la Jolly, la doppia di Belcastro, 21 a 17, sì. Scarpello pronto al servizio. Sempre su Matteo Bonati. Primo tempo. Forte la schiacciata. È out, non c'è tocco. Di nuovo? Era indeciso poi
Il secondo arbitro lo dice, fa accenno anche del numero 10, quindi di Arena. Arena non protesta. Io non l'ho vista. C'era. Donato era indeciso. Sì. Riceve Bonati così, costretto all'alzata Lopetrone, la copertura a fondo campo è di Ferraccu. Buona, forte la schiacciata di Scarpello. Guarda come cerca di caricarsi il volley Catania, come si incitano tra di loro i ragazzi. 21-19, cambio, doppio cambio per la Jolly Cinquefrondi. Entra Fabio Remo, esce Andrea Belcastro. Singolo. E poi, no, non è entrato, non è entrato Dionisio Di Pasquale, che si è tolto la tuta, era pronto ad entrare ma si siede in panchina. Il capitano Fabio Remo chiama formazione. Adesso gioco che può riprendere. Remo che oggi ha cambiato nuovamente numero. Oggi è con la numero 1 degli esposti, che stavolta non salutiamo perché qui è presente al Palabonini. Salutiamo però la famiglia e la bimba, sì. la piccolina che sta crescendo. Mi ha detto che il pancione è cresciuto. 22-19. Matteo Bonati è pronto al servizio. Tesissimo. Quindi Nuncibello all'alzata in bagger. Petrolito continua a non trovare le geometrie giuste con questi palloni out. 23-19. Questa volta il time out l'ha chiamato di nuovo Catania, penso. Catania. Sul 23-19. Le indicazioni sono di San Filippo, se non mi sbaglio, in panchina. Comunque San Filippo è l'uomo che ha creato più occasioni, più problemi alla Jolly mercoledì. Matteo Bonati al servizio. Slash in ricezione. E quindi la Jolly che si porta al set point. Matteo Bonati riceve il libero Nuncibello. Stavolta Petrolito non forza. Remo dietro per Emanuele Renzo. Buona la copertura di Ferraccu a fondo campo. L'alzata 1. Zerbonia alza la copertura. C'era un'invasione a rete. Anche sì. E la Jolly chiude questo primo set al Palabonini 25-19. 1-0. Tutto da rifare per Catania, tutto da confermare invece nella Jolly Cinquefrondi. Allora, mercoledì siamo riusciti a seguire la diretta, Renato. Eh sì. E quindi ringrazio ancora Peppe Giacobbe, staff tecnico della Jolly, che era seduto qua poco fa. Era qui in tribuna da qualche parte, adesso non lo vedo, che ci ha permesso il segnale, cioè si è collegato con noi per trasmetterci il segnale video e abbiamo seguito anche quella partita.
ci sarà questa ed è un vero tour de force per la Jolly Cinquefrondi, perché domani, domani di di nuovo in nuovo campo contro la Tonno Callipo di Serie B. E poi il 30 aprile ci sarà l'ultima partita, che è contro Bronte. È possibile? te lo dico subito. Non sono preparato su questo argomento. Rimandato. Fiume Freddo. Fiume Freddo, ok. E poi basta, perché ci saranno i playoff. Così come è stato anche un tour de force per Volley Catania. Anche Volley Catania ha giocato mercoledì contro la Jolly, oggi contro la Jolly, e domani avrà un'altra partita. Confermati i 6 iniziali del primo set da entrambe le parti. Infatti vedo Belcastro in campo per la Jolly Cinquefrondi, Renzo, Melara, Lopetrone, Arena, Bonati e Zerbonia. Per Volley Catania invece Ferracù, Basilico, Speziale, Nuncibello, San Filippo, sulle note di San Giovanni al Palazzetto. Poi abbiamo Scarpello e Petrolito. Partirà Catania al servizio con Petrolito. Pallone float, out, inizia male Catania. 1-0 quindi per la Jolly Cinquefrondi. Emanuele Renzo pronto al servizio, pallone float molto teso, riceve il numero 12 Petrolito. Poi ottimo l'attacco centrale di Speziale, 1 pari. È proprio Speziale ad andare al servizio per Catania. Qualcosa da controllare al segnapunti, 1 pari, è giusto. Gioco che può riprendere, quindi Speziale pronto a riprendere il gioco. Out anche questo, 2 errori consecutivi di Volley Catania al servizio, e quindi nuovo vantaggio per i cinquefrontesi. Massimiliano Lopetrone pronto al servizio. Rientra Nuncibello. Era indeciso qui Petrolito, l'ha presa all'ultimo secondo. Il recupero ottimo di Lopetrone. Belcastro alto per Renzo, il muro di San Filippo, 2 pari. Vuole contenersi un po'. Il richiamo dell'arbitro. Poi l'errore al servizio, terzo errore consecutivo. 3-2 per la Jolly Cinquefrondi, tutti e 3 i punti da errori al servizio del Volley Catania. Quindi Antonio Melara al servizio, altro errore al servizio, 3 pari. Solo un punto vero e proprio in questo set. Ferracù al servizio, alto questo su pallone. Emanuele Renzo. Matteo Bonati, tocco del muro, palla a terra. Forse questo è il primo punto
su azione. Secondo, perché c'è stato pure un bel attacco centrale di Speziale. Ci sono 3 errori consecutivi in battuta e siamo a No, 4. no, dico secondo di tutto il set. Secondo di tutto il set, credo. Uno per parte. Alzata dietro, il pallone che si insacca. 4 pari. Petrolito. San Filippo al servizio. Teso su Emanuele Renzo. Primo tempo non arriva. È stato bello sentire tutta la reazione del palazzetto. Che spingeva, cercava di afferrare. Sì, sì. Tutti quanti con questo. Ah! E passa in vantaggio Volley Catania. Out! Aeroplanino. Out. San Filippo out. Una novità, errore al servizio del Catania. 4 di 5 punti. La ricezione è buona. Pallone spinto alla copertura di Bonati. Belcastro va dietro da Renzo. Mani out e passa in vantaggio la Jolly 5 Frondi. Matteo Bonati out, anche questo. Hanno deciso di non giocare le due squadre questo set, a punto solo con errori al servizio. 6 pari. Scarpello su Matteo Bonati. Renzo in schiacciata, non c'è tocco. Scarpello al servizio, non ho audio di ritorno. Out. Altro pallone out. Sono 5 gli errori al servizio del Catania in questo set. 7 pari il punteggio. E Pasquale Arena pronto al servizio. Attacco centrale vincente di Speziale. 7-8 passa in vantaggio Catania. Ed è pronto al servizio Petronito. Su Emanuele Renzo. Belcastro dietro, va da Renzo. La copertura di Scarpello. Poi costretto al bugger. Recupera la Jolly 5 Frondi con il tuffo di Melara e con quello di Renzo. E mani out. Poi mani out del Catania. Primo break per la formazione ospite, 7-9. Al servizio Petrolito. Renzo. Belcastro. La doppia di Belcastro. 7-10. Ed è pronto al servizio ancora il numero 12 Petrolito. Su Emanuele Renzo che tiene bene Belcastro. Trova la combinazione vincente al centro di Antonio Melara. 8-10 accorcia le distanze la Jolly 5 Frondi. E quindi c'è Emanuele Renzo ancora al servizio. Così la ricezione del Catania, palla spinta
Recupera Renzo, Belcastro va dall'altro lato per Max Lopetrone, il monster block di San Filippo. No, era Speziale nel turno avanti. (8-11) ed è proprio Speziale ad andare al servizio. Su Renzo, pallone che torna nel campo del Catania per Q, schiaccia forte, pallone out di poco. 9-11. Massimiliano Lopetrone al servizio. È lunga. Out, leggono bene. Basilico al servizio. Manuele Renzo riceve per la Jolly, Lopetrone in bugger per Bonatti, la copertura a fondo campo per Q, il muro ma è Mani out. È un po' in blackout la Jolly. 9-13. Sta giocando anche Catania comunque. Sì, molto più cinica in questo momento Volle Catania. Chiama timeout Mister Defina. Ovviamente il Pallapanini non è strapieno come sempre, ma è un orario un po' così. Sono le 21:08 di venerdì, quindi vedremo quanti ce ne saranno domani per il derby calabrese che vivremo in diretta a partire dalle ore 18. Jolly 5 fronti contro Tonno Callipo. Al servizio il Catania. Sempre su Emanuele Renzo. Bella questa combinazione. 9-14. Il servizio ancora è Basilico. Emanuele Renzo. Buona la schiacciata di Ferracu, mani out ottenuto dalla Jolly. Dal Catania, perdono. 9-15. Questa volta c'è il doppio cambio. Eh sì. Esce Belcastro, entra Dionisio Di Pasquale, esce Renzo, entra Fabio Remo. Prova. Quindi ancora Basilico al servizio. Ancora Basilico al servizio, riceve Zerbonia. Remo l'alzata al centro per Antonio Melara. A tutto braccio sulle mani del muro avversario. Niente audio, mi scrivono da casa. Stiamo avendo ancora problemi con questo cavetto quest'oggi.
c'è? Mi dicono Prova. che ora c'è. Abbiamo solo un audio molto Forse forte di basso. ritorno. Basso il volume? Basso, alto, forte, come ci sentite? Prova. Basso e lontano. Prova. Intanto la Jolly con questo colpo forte di Matteo Bonati tenta di accorciare le distanze, la formazione di Mister De Pina. Dionisio Di Pasquale quindi al servizio, riceve Nuncibello. Buona la schiacciata di Scarpello 11-17. San Filippo riceve Di Pasquale per la Jolly Remo, va da Matteo Bonati, non è mani out, il pallone casca davanti a Massimiliano Lopetrone e quindi 11-18. San Filippo ancora al servizio. Riceve Di Pasquale, Remo va al centro da Pasquale Arena che colpisce male. Pallone completamente out e quindi 19° punto del Catania, 11 quelli della Jolly costretta a rincorrere. E time out chiesto da Mister De Pina. Ora ok, mi dicono, audio, perfetto. Mentre le squadre sono di nuovo in campo ed è ancora pronto San Filippo al servizio. Riceve Massimiliano Lopetrone, Remo va da Pasquale Arena che dà un colpetto al pallone, era un po' basso per lui. È forte la schiacciata di Scarpello, ma sono 4 i tocchi. Il pallone è ribalzato sulla rete, quindi 12-19. E c'è Matteo Bonati al servizio. Così la ricezione del Catania rimanda di là Nuncibello. Remo tenta di beffare gli avversari, ma c'era buona guardia, saltano al momento giusto. 12-20. Mi dai la cosa? Quindi servizio del Volley Catania. Massimiliano Lopetrone torna con uno dei suoi colpi. 13-20. Quindi Pasquale Arena al servizio. Indicazioni di Dionisio Di Pasquale. Pallone con una traiettoria alquanto brutta che si ferma a mezza rete. 13-21.
battuto Petrolito. Di Pasquale schiaccia, pallone che casca davanti a Fabio Remo, murato Massimiliano Lopetrone. 13-22. Petrolito al servizio. Out, la prende però Matteo Bonati. Remo la alza per Lopetrone. Melara alza un campanile e quindi Basilico va da Ferracu che chiude bene il colpo. 13-23, sotto di 10 la jolly di Mister Defina. Quindi ancora Petrolito. Bonati riceve, Remo va da Lopetrone. Duello aereo vinto dal Catania. Ferracu e mani out. 13-24, set point, addirittura 11 a disposizione per Catania. Fischia Donato. Sempre Petrolito al servizio. Forte su Bonati. Remo va al centro Si da Antonio Melara. A meno 10 la Jolly. Adesso al servizio con Fabio Remo. Donato ha qualcosa da dire ad Antonio Melara, perché Antonio esulta come fanno tutti e gli dà fastidio all'arbitro. È forte la schiacciata di Ferracu, però c'è il fallo del muro della Jolly. Chiude a più 11 volley Catania questo secondo set al Pallabonini di 5 fronti. 1-1 e stavolta tutto da rifare è per la Jolly di Mister Defina. È tutto da confermare per volley Catania. È completamente sparita in questo set la Jolly 5 fronti, che non aveva lasciato scampo agli avversari nella partita di mercoledì con un sonoro 3-0, lasciando gli avversari volley Catania a 17, a 14 e a 22. Oggi primo set 25 a 19, secondo set 14-25. Mentre vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram, Edicole di Pinuccio, seguire il nostro sito www.edicoledipinuccio.it, iscrivetevi al canale YouTube Edicole di Pinuccio e se vi va attivate la campanellina così da ricevere tutte le notifiche riguardo ai video e agli eventi in diretta. E vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di domani alle ore 18, Jolly 5 fronti contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia. Tonno Callipo che è penultima in classifica, anche la Tonno Callipo ormai già retrocessa, senza speranza. E ricordiamo che le due squadre, Jolly e Catania, si sono giocate tutte nella partita di mercoledì. A Jolly per confermare la presenza nel prossimo campionato di Serie B maschile e Catania per aggrapparsi a qualche chance che però non ha più. Le ultime indicazioni dei ragazzi, se non mi sbaglio non è San Filippo a dare le indicazioni, ma è Ferracu a dare qualche indicazione ai suoi compagni di squadra. Poi
il fair play sotto rete da sottolineare di Antonio Melara, e scambia il 5 con Ferracù e poi con un altro giocatore del Catania, forse per evitare qualche fraintendimento, no? E qualche esultanza di Antonio. Mentre le due squadre sono tornate in campo, non ci sono cambi nel Catania, ci sono cambi invece nella Jolly, confermati dall'inizio Dionisio Di Pasquale e Fabio Remo. Arena al servizio. Primo tempo. Attacco centrale copre Arena. Remo sistema in bugger. Pallonetto di Pasquale. Out. Il colpo di Ferracù. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Era Ferracù? No, mi sa che era Scarpello. Sì, era Scarpello. E c'è Pasquale Arena al servizio. Così la ricezione di Nucci Bello in dubbio fino all'ultimo, poi sbaglia tutto Ferracù, mandando sulla rete questo servizio. Il servizio della Jolly sul libero, forte la schiacciata di Ferracù, smorzata dal muro della Jolly. Dionisio Di Pasquale fa sentire la sostanza e l'esperienza con questo money out. 3-0. E c'è Pasquale Arena al servizio per la Jolly. Stavolta il pallone passa. Basilico ad una mano, l'alzata all'indietro per il suo centrale, che mette a segno il primo punto del Volley Catania in questo set Speziale, che ha fatto punto, e Speziale che adesso serve per Catania. Questo deve passare. È in zona di conflitto e quindi ace per Speziale. 3-2. Speziale battuto per Catania. Dionisio Di Pasquale murato, tutta la Jolly schiacciata in avanti, pallone che cade sotto gli occhi di Mister De Pina. 3 pari. Ha guardato i suoi compagni Dionisio Di Pasquale per dire: cosa ci fate qua? Sì, tutti raccolti sotto rete, sembrava sì, stessero giocando alla morra. Out. Altro errore al servizio del Catania. 4-3. E c'è Dionisio Di Pasquale al servizio. Riceve Petrolito. Ferracù, murato. Nuncibello va posto 1 con il pallonetto vincente di Scarpello. 4 pari. Basilico al servizio. Sono Matteo Bonati. Forte la schiacciata di Pasquale. Murato, e Murato, poi il centrale del Catania, San Filippo, da Antonio Melara, che trova il momento giusto e l'impatto giusto. 5-4. Massimiliano Lopetrone al servizio. Sulla rete
troppo teso, si ferma sulla rete. 5 pari. Out. Alza le mani ma fa la finta Dionisio Di Pasquale. Lascia sfilare il pallone. 6-5. Ed è pronto Antonio Melara al servizio. Pallone va da Petrolito. Bravo Antonio Melara a tenere in gioco questo pallone. Si tuffa Lo Petrone, recupera il Catania. Il pallonetto vincente di Scarpello. 6 pari. Servizio San Filippo, riceve Di Pasquale. Remo va da Matteo Bonati, anche lui mancava questo colpo da un po'. 7-6. Fabio Remo batte subito Nuncibello, così la sua ricezione sistema tutto. Basilico, ma c'è il monumentale dolomitico Dionisio Di Pasquale con il suo muro 1. 8-6. Break, Jolly 5 fronti, ancora il servizio con Fabio Remo, ancora così Nuncibello. Basilico ci mette una pezza e ottiene il massimo. Scarpello con questo mani out. 8-7. Out il servizio di Scarpello. 9-7. Matteo Bonati al servizio. Su Nuncibello, che continua ad avere un po' di difficoltà in ricezione. Poi Massimiliano Lo Petrone Spinge la palla sulle mani del muro. Massimiliano. 10-7. Time out Catania. Necessario questo time out per Volley Catania, sotto di 3. Non è presente l'allenatore nella panchina. È presente però il dirigente Aiello Natale. I ragazzi si stanno dando la carica l'un l'altro. Squadre di nuovo in campo al Pallabonini di 5 fronti in questo terzo set. Matteo Bonati è pronto al servizio. Riceve bene per Raccu, recupera Pasquale Arena. In bagger Remo per Max Lo Petrone, il monster block di Speziale, ancora lui. 10-8. Petrolito al servizio. Massimiliano Lo Petrone, primo tempo. Hop. Rimanda di là Fabio Remo. Giocata da Ferraccu. Recupera Fabio Remo per la Jolly. Pallone che torna nel campo del Catania. Basilico
Va di nuovo da Ferracu, ma c'è il fallo di Dionisio Di Pasquale sulla rete. 10-9. Abbiamo avuto un bel rally tra le due squadre. Era da un po' che non lo vedevamo. Petrolito. Out, completamente out. Colpisce male il pallone. Lo colpisce con il palmo rivolto verso l'alto. E quindi il pallone completamente fuori. 11-9. Pronto Pasquale Arena al servizio. È il 13° errore al servizio in tutto per Volley Catania. E qua doppio fallo del Catania. Prima con l'invasione aerea, poi con il tocco sulla rete. 12-9. Ancora Pasquale Arena al servizio, con una ricezione che sta avendo un po' di difficoltà. E infatti rimanda la Melara, pallone recuperato. Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale, smorza l'attacco il muro. Poi Ferracu forte, ma è out, non secondo l'arbitro, perché c'è il tocco. (12-10) quindi il punteggio. Centrale speziale al servizio per Catania. Tesa su Matteo Bonati. Massimiliano Petrone. Tocco del muro. No, è in. Scende lentamente questo pallone. 12-11. Sì, all'incrocio. In panchina c'è Pasquale Arena che si sta spruzzando un po' di ghiaccio spray sulla caviglia. Sicuramente non una buona cosa per la Jolly. C'è Matteo Bonati. Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale. Forte il suo attacco, il tentativo di recupero da parte di Ferracu, che litiga un po' con le barriere, ma comunque tutto ok. 13-11. Altro break per il 5 Frondi. Dionisio Di Pasquale al servizio, non tenta più la spin. Ferracu chiamato in causa. Ferracu a mettere a segno il 12° punto, ma c'è stato anche il fallo del muro della Jolly. Remo alza per Lopetrone, trova le mani del muro avversario, l'attacco centrale, combinazione vincente. Primo tempo ottimo tra Remo e Melara. Melara che non colpisce benissimo questo pallone, ma la manda nel post. Un pallone avanti, troppo avanti per lui. Però c'era un buco e lì che è finita la palla. Sì, è stato fortunato qui Antonio. 14-12. La giocata verso Scarpello. La copertura è buona. Aeroplanino del numero 2 Basilico. Brutto il colpo di Ferracu, completamente out. 15-12. Massimiliano Lopetrone out. 15-13. Non è il miglior Massimiliano che abbiamo visto per esempio ad inizio stagione o nel fine campionato scorso. Deve ritrovare un po' la sua forma fisica Max Lopetrone. Remo va da Matteo Bonati a tutto braccio con un pallone basso, ottiene il massimo con questo mani out. 16-13. Cambio in vista per la Jolly 5 Frondi. Al servizio esce Antonio Melara, entra Raffaele Zangari. Raffaele Zangari che nelle ultime due partite ha avuto la maglia da libero.
e adesso torna nella sua posizione. Richiamo dell'arbitro. San Filippo. Sì. No, quest'arbitro a Donato gli dà fastidio qualche gesto di stizza, no, dei giocatori, magari quando esultano o quando sbagliano qualcosa, e richiama in continuazione i giocatori. Raffaele Zangari al servizio, alto su Nuncibello. Petrolito ha schiacciato, ha trovato il muro della Jolly, ancora una volta ha trovato il muro della Jolly Petrolito. La pipe out però di Ferracu, quindi 17° punto per i 5 frondesi. E quindi ancora Raffaele Zangari al servizio. Su Nuncibello che tiene bene. Out il colpo di Scarpello, 18-13, e sembra di rivedere un po' il Catania del primo set e della partita di mercoledì, con questi colpi out, colpi imprecisi, cosa che invece nel secondo set non si è vista. Quindi ancora Raffaele Zangari al servizio, sempre su Nuncibello, stavolta così. Petrolito, buono il suo colpo, si era tuffato Raffaele Zangari ma non è riuscito a tenere in gioco il pallone. 18-14, si chiude il cambio, entra di nuovo Antonio Melara, poi esce per lasciare il posto al libero Zerbonia ed è uscito dal campo Raffaele Zangari. San Filippo al servizio su Matteo Bonati. Remo va al centro da Pasquale Arena. Questa palla per Arena. Il pallonetto, l'ottimo tuffo di Matteo Bonati, però il pallone che finisce in tribuna. 18-15. Chiama time out. Jolly 5 fronti. Tre punti consecutivi del Catania. 18-13, 18-14, 18-15. San Filippo al servizio, tutto pronto, fischio, eccolo. Riceve Massimiliano Lopetrone. Remo va da Matteo Bonatti, gran colpo. 19-15. E quindi Fabio Remo al servizio per Nuncibello ricevuto. Brutto colpo di Scarpello. Ha tentato il pallonetto ma finisce completamente sulla rete il suo colpo. 20-15. Remo al servizio, ricevuto Ferracu. Petrolito smorza il muro della Jolly. Remo va dietro dal suo posto. Dionisio Di Pasquale, forte il suo colpo. La pipe di Ferracu, poi il tocco del muro della Jolly. Chiedono la linea pestata, ma non abbiamo visto, non sappiamo se c'era il replay, forse l'avete visto da casa, ma noi non eravamo attenti al monitor. No, ci dicono di no.
Bonati, così la ricezione, Remo e Bagher per Dionisio Di Pasquale, monster block. È sempre il solito speziale a muro, a fare un muro spaziale, ci può stare. 20-17. Sempre Scarpello al servizio. Dionisio a tutto braccio, Remo che era a terra ha tentato il recupero, non ci è riuscito. 20-18. Riceve Bonati per la Jolly, Remo va dietro proprio da Matteo Bonati, tenta il money out ma c'è l'ottimo recupero del volley Catania. Remo si tuffa, lo Vetrone la chiama, cercato ancora Matteo Bonati, buona la copertura a fondo campo, poi la pipe di Ferracu, ma c'è buona guardia di Pasquale Arena che salta e ottiene un master block da solo. 21-18. C'è Noncibello, il duello aereo, recupera Catania. È stato ravvisato solo ora il fallo a muro dei giocatori del Catania. E quindi 22esimo punto per la formazione di De Pina. Mentre chiama time out volley Catania. Mentre l'ho detto mercoledì, lo dico anche oggi, vi ringraziamo per i 1000 e passa iscritti, ormai li abbiamo passati su YouTube, siamo a 1030. Matteo Bonati al servizio. Forte il colpo, ma tiene bene Nuncibello. Petrolito ottiene il money out, tenta di arrivarci Zerbonia, non ce l'ha fatta. 22-19. Io ti sento bene, Renato, tu ti senti basso, io ti sento bene, anche dalla regia ti sentono bene. Petrolito al servizio, riceve Zerbonia, Remo in bagger rovesciato per Dionisio De Pasquale, c'è il tocco del muro avversario. 23-19. Cambio al servizio, esce Pasquale Arena, entra Tommaso Orecchio, il pelato Tommaso Orecchio. Bueno, il suo servizio su Nuncibello, Ferracu, forte il suo colpo, money out, un altro money out ottenuto dal volley Catania. 23-19. (23-20, 23-20). Riceve Matteo Bonati, Remo va da Dionisio Di Pasquale, forte la sua diagonale, non riesce a tenere Scarpello ma palla sul muro della palestra. 24-20, set point per la Jolly, 4 a disposizione. Per Dionisio Di Pasquale al servizio c'è un cambio.
Non c'è più il cambio. Non c'è più. Chi è che gliel'ha gridato? Batti, batti, batti. Mi sa che era Remo. Pallone che finisce sul seggiolone dell'arbitro dopo il tocco del muro di Fabio Remo. 24-21. Primo set point annullato. Servizio corto, riceve Di Pasquale la pipe prende male la out palla. di Bonati. 24-22. È il solito discorso del 24esimo punto Jolly. Beh, basta guardare la partita di mercoledì. Tanto time out di Mister De Pina. La partita di mercoledì che la Jolly ha avuto, penso, aveva 9 punti sul 24 e se ne è fatti recuperare un po', però alla fine l'ha chiusa con un errore al servizio degli avversari. Basilico al servizio. Adesso sempre su Matteo Bonati. Di Pasquale, mani out. Si chiude sul 25-22. Terzo set. Così come si è chiuso il terzo set di mercoledì. 22-25. Anche questo terzo set 25-22. Quindi ricapitolando, primo set 25-19, secondo set Blackout Jolly 14-25, terzo set 25-22. Mentre vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram Edicolo di Pinuccio, seguiteci tanti, nel nostro sito web www.edicoledipinuccio.it, iscrivetevi al canale YouTube. E se volete attivare anche la campanellina per ricevere le notifiche. Mentre vediamo inquadrata la panchina della Jolly 5 Frondi con Mister De Pina in ginocchio a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Dall'altra parte c'è un San Filippo in ginocchio. Eccolo, inquadrato. È lui a dare le indicazioni ai suoi compagni. Squadre di nuovo in campo al Pallabonini 5 Frondi, pronti per il quarto set. Remo e Di Pasquale confermati nella Jolly. Mentre per Catania, come sempre, per la Coppa Silicone Cibello,
Speziale San Filippo, Scarpello e Petrolito. Eccolo, Massimiliano Lopetrone, il colpo che gli mancava. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Dionisio Di Pasquale salta da fondo campo per questo pallone, mette un po' in difficoltà il Catania, ma comunque Ferracu ha schiacciato bene. Massimiliano Petrone rimanda di là, è forte la combinazione, buona la combinazione del Sì, molta Catania confusione in campo nel della campo della Jolly. Jolly, sì. È molto veloce il Catania in questa azione. Uno pari. Servizio su Massimiliano Lopetrone, non ci arriva Fabio Remo. Errore in ricezione per Lopetrone. 1-2. Speziale era il servizio. Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale col petto al centro del campo avversario. Tiene bene Matteo Bonatti e Fabio Remo in bagger verso Max Lopetrone. Tiene bene anche il Catania. Ferracu tiene Michele Zerbonia, pallone però finisce out. Vede bene Ferracu e lascia sfilare il pallone. 1-3 break Catania. Speciale al servizio. Sulla rete, sul nastro. accorcia le distanze la Jolly Cinquefrondi. 2-3. Lopetrone al servizio. Il muro di Bonatti, tacco centrale tenuto bene da Dionisio Di Pasquale. Basilico Ci riprova. rimanda di là. Prova 2 volte a rimandare la palla a terra. Basilico al secondo tentativo. Basilico, autore dell'ultimo punto al servizio. Dionisio Di Pasquale tiene bene. La combinazione. Remo che ha cercato Antonio Melara. Sì, era Questa andata dietro. l'angolazione era giusta per raggiungere l'incrocio delle linee, ma la palla è spinta troppo forte, è uscita out. Bonatti al centro per Dionisio Di Pasquale. Pipe per Dionisio, servito da Matteo Bonatti. Di nuovo a -2 il Cinquefrondi adesso Come Lara al servizio. In bella questa traiettoria con questo primo tempo. 3-6. E tornano i primi tempi della Jolly Cinquefrondi. Fabio Remo ha trovato Pasquale Arena che ha schiacciato bene questo pallone. 4-6. Fabio Remo al servizio. Petrolito. Non c'è nessuno dall'altra parte.
Eh sì, perché giustamente Fabio Remo era al servizio e quella zona era scoperta. Punto in bugger su ricezione sbagliata. Serve un po' di sveglia ai ragazzi di Mister De Pino. 4-7. Matteo Bonati riceve, Remo va al centro da Pasquale Arena, che vede un Catania posizionato un po' male. Trova il buco al centro. Sì, ha guardato prima di tirare. Sì, trova il buco al Palla era centro e ha bassa. scelto il pallonetto vincente. 5-7. Matteo Bonati riceve Nucci Bello, l'attacco centrale, tiene in gioco la Jolly, Lopedrone e Bagher di là, Basilico, ancora l'attacco centrale e di nuovo Speziale a far male alla Jolly. 5-8. Servizio su Matteo Bonatti, Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale, il pallonetto, tiene bene Nuncibello, la pipe cercata e trovata, tenta il recupero Matteo Bonatti, da apprezzare, non è riuscito ad indirizzare alto il pallone. 5-9. Carpello era pronto al servizio, ma c'è il time out chiesto da Mister De Pino. Arrabbiatissimo Mister De Pino con Massimiliano Lopedrone in panchina, qualche correzione per la ricezione. Sempre Scarpello al servizio. Berbonia riceve, Remo va da Lopedrone, il monster block, non passa Max Lopedrone. 5-10. Viene chiamato in causa Emanuele Renzo, pronto a sostituire Max Lopedrone, non al meglio. Cartellino giallo per Volley Catania. Basilico che chiede che ha fatto. La possiamo chiamare eccesso di esultanza, sì. È da tutta la partita che all'arbitro dà fastidio, diciamo, qualche esultanza da una parte e dall'altra. Adesso si può effettuare il cambio. Entra Emanuele Renzo, esce Massimiliano Lopedrone. Chi sarà l'opposto tra Di Pasquale e Renzo? Che presumo continuerà ad essere Di Pasquale, sì. Riceve Zerbonia, Remo va al centro da Arena, tenta il pallonetto, il pallone era basso e era l'unica cosa che poteva fare, Sì. ma c'è l'ottimo muro del Catania. 5-11. La Jolly in questo momento sta avendo un blackout come l'ha avuto nel secondo set. Riceve Matteo Bonati, Remo dietro da Dionisio Di Pasquale, il pallonetto recupera, ma poi rimbalza sulla rete, lato arbitro, il pallone. 6-11. Pasquale Arena al servizio. E una ricezione così di Petrolito, poi il colpo completamente out. Il tocco, chiama il tocco.
Chiama il tocco l'arbitro. Ma di chi poi? Perché non ho visto l'arbitro dire il numero. Comunque parlava con Dionisio Di Pasquale, quindi penso che ha accusato lui del tocco. 6-12. Boh. Pallone su Matteo Bonati. Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale. Forte. Buona copertura di Scarpello. Poi Matteo Bonati non riesce a tenere in gioco. 6-13 più 7 del Volley Catania. Petrolito al servizio, Matteo Bonati riceve, Remo va da Emanuele Renzo, ottiene il money out. Un po' di verbi. Poi il fair play. Comunque c'è stato un po' un accenno abbastanza acuto del Volley Catania. Cartellino giallo alla Jolly 5 Frondi, ma perché non si sa, forse per la reazione in panchina. Vediamo un po'. Eccolo, forse arriva adesso il cartellino rosso, sì, per Volley Catania. Ed è giusto così, anche perché c'è stata una reazione un po' esagerata dopo quella scelta del pallone fuori. 7-13. E quindi 8-13. Il punteggio è servizio alla Jolly. Vabbè, era già alla Jolly. Punto di penalità. Dionisio Di Pasquale al servizio. Smarca tutto il muro la giocata del Catania. Dionisio Di Pasquale. Il recupero del Volley Catania. E il monster block della Jolly 5 Frondi. Si accende all'improvviso il Pallabonini. 9-13. Petrolito chiede continuità ai suoi e testa soprattutto. Petrolito, così la sua ricezione per Q. Forte il colpo, era destinato out. Matteo Bonati ci mette il bugger, ma poi il pallone colpisce il tetto del Pallabonini. 9-14. È andato distinto, sì, non sì, si è accorto che era a fondo sì. campo. 9-14 con il numero 8 Speziale al servizio. Matteo Bonati riceve, Remo va da Emanuele Renzo, out però. Aeroplanino. Non c'è il tocco ovviamente. Ha sbagliato lui. Chiede scusa ai suoi compagni. Ha cercato di scavalcare il muro, colpendo troppo forte. 9-15. C'è San Filippo sotto al seggiolone dell'arbitro che sta chiedendo forse il perché del cartellino rosso di prima.
Errore in ricezione per Matteo Bonati, ace porco del Volley Catania, 9-16. Time out chiesto da Mister De Fina. Squadre di nuovo in campo al Pallabonini. Sotto di 7 da Jolly di Mister De Pina. Piccolo blackout come nel secondo set. Riceve così così Matteo Bonati, Remo rimanda il pallone di là. Alla fine alla meglio Volley Catania che ottiene il 17° punto. Vedi, Jolly che vince il primo set, ha il blackout nel secondo, vince il terzo set, ha il blackout nel terzo, nel quarto. Cambio in vista, ci sta. Esce Matteo Bonati, qualche difficoltà in ricezione per lui, entra Raffaele Zangari. Out il colpo al servizio, 10-17. Costretto ancora a rincorrere la Jolly 5 fronti. Emanuele Renzo pronto al servizio. C'è il libero chiamato in causa, Ferracu che mette a terra il 18° punto. Ha toccato anche il muro, ma non c'era copertura in quella zona del campo dietro al muro. Tutti spostati verso la diagonale. Adesso Petrolito al servizio. No, perdono, era Basilico Lanzatore al servizio che colpisce male il pallone e regala l'11° punto alla Jolly 5 fronti. Ancora dietro di 7 Antonio Melara pronto al servizio. Basilico va dietro, è forte il colpo, tiene la Jolly, doppia il muro con Pasquale Arena e Raffaele Zangari. È in il colpo sotto gli occhi di Mister De Pina che conferma. Rivediamo anche il replay. Sì, è proprio sulla linea davanti ai piedi di Mister De Pina. 11-19. Così la ricezione di Zangari, la pipe vincente di Dionisio Di Pasquale. Se la ride Fabio Remo che non sapeva secondo me a chi dare questo pallone. Alla fine l'ha dato Dionisio in pipe. Si diverte in campo Fabio Remo ed è questo l'importante. Tanto lui al servizio riceve Nucci bello, tiene in gioco Renzo, pallone basso per Dionisio Di Pasquale, la pipe in pallonetto. Remo, l'alzata di Zerbonia per Dionisio Di Pasquale, la diagonale vincente in campo, 13-19. Sotto gli occhi della panchina del Catania.
Oh, Petrolito, non bene la ricezione, ma bene la schiacciata di Petrolito. Dormono qui in difesa i giocatori della Jolly. Sì, 13-20. Posizioni in campo che Ed è non... di nuovo lì che manca qualcuno. Non gli piace il lato destro alla Jolly. 13-20. Servizio su Raffaele Zangari, tiene bene. Remo la alza per Dionisio Di Pasquale che mette a segno il 14° punto. Anche di là questa volta c'era il buco. Raffaele Zangari al servizio, riceve Nucci Bello, l'attacco centrale messo a segno da non è San Filippo ma era Speziale. 14-21. Nella partita di mercoledì a far male alla Jolly era San Filippo. Oggi devo dire che è stato molto cercato Speziale e ha fatto anche tanti bei muri. Raffaele Zangari riceve, Remo va dietro, pallone basso, attacco centrale, pallonetto. Sono saltati in due a muro Renzo e Arena e Zerboni era troppo indietro, non poteva arrivare su questo pallone. 14-22. Servizio su Dionisio Di Pasquale, Remo va dietro ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ha tentato Raffaele Zangari il tuffo. 14-23. Tutta un'altra Jolly rispetto alla partita di mercoledì, tutto un altro Catania anche rispetto alla partita di mercoledì. Riceve Raffaele Zangari, Remo va dietro da Renzo, ottiene il massimo, pallone che era molto sulla rete, comunque ottiene il money out. 15-23. Rientra Melara perché al servizio c'è Pasquale Arena. Il servizio è out. 15-24. Riceve Raffaele Zangari, Remo in bugger per Dionisio Di Pasquale. Ottima la copertura di Scarpello. Ferracù a tutto braccio, tiene Michele Zerbonia, pallone che torna nel campo del Catania. Ferracù ancora forte, zona di conflitto nella Jolly. Remo all'indietro per Dionisio Di Pasquale, tocca il muro, recupera Catania. Cibello, la schiacciata è out di Ferracù. Primo set point annullato. 16-24 ed è pronto Dionisio Di Pasquale al servizio. Gioca Catania con Ferracù col mancino, duello aereo, pallone che torna nel campo del Catania. Ferracù ancora un ottimo muro della Jolly e poi la schiacciata al centro, sempre lui Speziale a chiudere questo quarto set. 16-25, 2-2. 7 punti Speziale in questo set, che di mestiere fa il centrale. Molto ricercato dal suo compagno Basilico ed è anche presente a muro per la Jolly, quindi ci sarà un altro 3-2 dopo quello di settimana scorsa, mercoledì scorso contro le Toianni. In quel caso sconfitta per 3-2, ma comunque un punto guadagnato contro la capolista.
mentre come dicevo prima sembra tutt'altro, non so se dire tutt'altra Jolly o tutt'altro Catania rispetto alla partita di mercoledì, probabilmente entrambe. Quindi ricapitolando, primo set 25-19, secondo set 14-25, terzo set 25-22, quarto set 16-25. Mentre vi ricordo come sempre di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram e di quella di Pinuccio per restare sempre aggiornati sugli eventi. Vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale YouTube Edicole di Pinuccio, di lasciare mi piace e se volete anche attivare la campanellina a fianco al tasto iscriviti per ricevere tutte le notifiche. Prova. Out 1-0 per la Jolly 5 Fronti. Fabio Remo, pallone di nuovo nel campo della Jolly, alza Lo Petrone per Dionisio Di Pasquale Murato, tenta il recupero la Jolly. 1-1. Tornati in campo Massimiliano Lo Petrone e Matteo Bonati per la Jolly, mentre per Catania solito 6. È in il pallone, lasciano sfilare Matteo Bonati e non so se Zerbonia o Lo Petrone. 1-2. Riceve Max Lo Petrone, Remo, l'alzata dall'altra parte per Dionisio Di Pasquale, l'ottimo recupero di Zerbonia e poi Dionisio colpisce male questo pallone, ma c'è il tocco del Volley Catania, 2 pari.
ed è pronto Matteo Bonati al servizio. Buona la ricezione. Ferracu sceglie il colpo forte, ma il muro della Jolly era ben piazzato con Di Pasquale Arena. 3-2. Matteo Bonati ha battuto per la Jolly. Toccano sia il muro sia Matteo Bonati. Ottimo il punto del Catania 3 pari. E adesso è al servizio Basilico. Max Lopedrone rimanda di là. Basilico, l'attacco centrale vincente di San Filippo, che torna al punto 3-4. E quindi ancora Basilico al servizio. Matteo Bonati riceve, Remo dietro per Dionisio Di Pasquale, mani out, 4 pari, a punto le due squadre. Ogni errore può essere fatale nel quinto set. Pasquale Arena. Così la ricezione di Petrolito. Casca il pallone davanti ad Antonio Velara, che era saltato a muro, non è riuscito a rimettere in gioco. Quindi 4-5. Servizio da fondo campo, riceve Matteo Bonati, Remo in bagger per Dionisio Di Pasquale. Ottimo, mani out ottenuto. 5 pari. Di Pasquale al servizio, così la ricezione di Petrolito, un po' in difficoltà, la rimanda di là il Catania. L'attacco centrale out però di Antonio Melara. 5-6. Sì, fuori di poco, oltre la linea. San Filippo al servizio. Matteo Bonati alla ricezione, Remo alza per Dionisio Di Pasquale, forte il suo colpo, si muove la rete, copre a fondo Matteo Bonati, ci arriva Remo in bagger per Dionisio Di Pasquale, la prende a fondo campo Ferracu, rimanda di là Petrolito in bagger, Dionisio Di Pasquale, Remo stavolta va al centro da Matteo Bonati, in pipe, pallonetto vincente. Bella la giocata del Ligure, della Jolly Cinquefrondi, 6 pari. Lopedrone al servizio, Ferracu ha ricevuto, Petrolito schiacciato, buona la copertura di Lopedrone, Remo e poi monster block su Matteo Bonati. Era buono il pallone per lui, ma ha scelto di caricare forte con un muro ben piazzato. 6-7. Stanno funzionando le coperture a fondo campo della Jolly con Lopedrone adesso e prima ancora con Bonati. Remo va da Matteo Bonati ancora, il recupero della Jolly Cinquefrondi. Out il colpo di Speziale. 7 pari. Si ferma a metà rete il servizio di Antonio Melara. 7-8.
E quindi adesso è pronto per Volley Catania Petrolito. C'è Max Lopedrone, Remo, il pallonetto di Arena, poi il colpo di Nuncibello che colpisce in faccia Ferracù. 8 pari. Mentre è pronto Fabio Remo al servizio. Realizzazione bassa, out. sì. Ferracù colpisce l'asta. 9-8. Qualche accenno di protesta. Fabio Remo, buono il suo servizio, così la ricezione, buona la schiacciata di Speziale, il solito. Il pallonetto vincente di Dionisio Di Pasquale che se la ride, perché questi sono colpi di pura esperienza. 10-8. Tempo chiesto da San Filippo. Ovviamente non c'è stato il cambio all'8º punto. Sono 5 i punti di Dionisio Di Pasquale in questo quinto set. A diagonale che chiama in l'arbitro. Rivediamo il replay. 10-9. Vediamo. Pallone sistemato e sembra out. Abbastanza out. Era sul primo trattino, mi sembra. Sul primo trattino. Matteo Bonati riceve pallone alto. Remo dietro per Matteo Bonati per questo ottimo money out. 11-9. Cambio in vista per la Jolly 5 Frondi. Esce Max Lopedrone, entra Emanuele Renzo. Quindi il cambio è in attacco questa volta. Non sta attaccando alla grande Max, e quindi Mister Defino preferisce Emanuele Renzo avanti e Lopedrone dietro per la ricezione. E doppia qui di Basilico che si litiga con la rete. 12-9. Out, non c'è tocco. Out il colpo di Ferracù. 13-9. Ancora Matteo Bonati al servizio. Attacco centrale, recupera Zerbonia, recupera Remo e rimanda di là Matteo Bonati. Bella questa giocata, ma recupera ancora Fabio Remo. L'alzata di Pasquale Arena, Manuele Renzo a schiacciare, buona la copertura di Nuncibello e rimanda di là Dionisio Di Pasquale. Forte il colpo, non tiene Nuncibello e quindi 14° punto della Jolly 5 Frondi.
si porta al match point la squadra di Mister De Pina. Time out chiesto da San Filippo, quindi altro time out chiesto da Volley Catania. E le risposte della Jolly in questo set ci sono, Renato, perché primo set vinto, secondo set perso, terzo set vinto, quarto set altro blackout e adesso 14-9. Ancora non è finita, ma è al match point la Jolly. Si avvicinano anche i tifosi. In attesa di esultare con i ragazzi della Jolly 5 Frondi. Matteo Bonatti al servizio, Farracu riceve, chiamato in causa anche per l'attacco, c'è il tocco del muro della Jolly, quindi primo match point annullato, 14-11. C'era stato il tocco al muro? 14-10. Tocco al muro c'era? Se no la palla era destinata fuori. Al servizio Petrolito. Out, però ha preso in pieno a Zerbonia. Sbuccia le mani del muro avversario Renzo. Farracu e monster block di Pasquale Arena, che va a chiudere questa difficile partita per la Jolly 5 Frondi. 3-2 per i ragazzi di Mister De Pina, 15-10 quest'ultimo set. (25-19) il primo, 14-25 il secondo, 25-22 il terzo, 16-25 il quarto, 15-10 il quinto, e si chiude qui al Palabonini di 5 Frondi con un ottimo Volley Catania che ha conquistato un gran punto utile a poco, perché lo ricordiamo, le due squadre in pratica non si stavano giocando nulla, l'obiettivo principale era divertirsi e ottenere risultato, con Volley Catania che è già retrocesso e la Jolly 5 Frondi che si è salvata grazie al 3-0 di mercoledì. Quindi non ci resta che ringraziarvi per averci seguiti anche quest'oggi con le Edicole di Pinuccio. L'appuntamento passa a domani sera alle ore 18 contro la Tondo Callipo Calabria Vibo Valencia. Qui arrivederci, a domani. Buona serata, buonanotte.